Sempre più aggressive a Venezia, Monica Poli, la celebre Lady Pickpocket, è stata aggredita da una coppia di ragazze scoperte all'opera ai piedi del ponte di Calatrava a Piazzale Roma. Domani l'addio a Giada Zanola, la 33enne gettata dal cavalcavia a Vigonza dal compagno. I funerali a Brescia, la squadra mobile ha sequestrato PC portatile e molti reperti prelevati anche dall'auto della coppia. Madre e figlio sono stati arrestati dai carabinieri di Milano con l'accusa di furto e tentato furto da anziani. La donna si fingeva un medico, le vittime erano novantenni. 29 i provvedimenti di Daspo per tifosi di Venezia e Bari coinvolti negli scontri prima della partita del 10 marzo al Penzo. Nei disordini erano rimasti feriti diversi esponenti delle forze dell'ordine. L'Ustre ha disposto la disinfestazione di un'area del Lido a seguito di un caso di dengue, un turista sudamericano ora ricoverato a Venezia. La possibilità di diffusione del contagio è comunque molto scarsa. Bibione si prepara ad accogliere le penne nere per il raduno triveneto degli alpini dal 14 al 16 giugno per un fine settimana in cui si attendono decine di migliaia di arrivi. Buonasera, bentrovate, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con le notizie, lo avete sentito dai nostri titoli. In apertura, borseggiatrici sempre più aggressive a Venezia, l'aggressione questa volta proprio a Monica Poli, Lady Pickpocket. Questa ladra in mezzo a tutte le persone, perché non hanno proprio ritegno di nessuno, ecco, è partita con, io pensavo addirittura un pugno, poi guardando dal filmato è partita proprio con il cellulare a tutta forza, dandomelo in pieno viso. Prima lo spray al peperoncino, poi le botte. Questa volta Monica Poli, dei cittadini non distratti, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sono le 17:30 quando le viene segnalata la presenza di due borseggiatrici ai piedi del ponte di Calatrava sul lato di Piazzale Roma. Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Queste qua erano già due ragazze recidive, già prese nei 2 giorni precedenti dalle forze dell'ordine. Una ha estratto lo spray peperoncino dalla borsa dandola all'altra. Per fortuna mi sono accorta in ultima, però lo spray mi è arrivato diciamo a metà viso, non mi ha preso gli occhi. Attorno iniziano a radunarsi diversi passanti, tra cui l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, che cercano di fare da pacere in attesa delle forze dell'ordine, ma la situazione degenera comunque. E una di loro proprio mi è venuta incontro mettendomi le mani addosso sul collo. È partita proprio di cattiveria e io me ne sono accorta dopo e mi ha dato il telefonino in fronte. Monica Poli ha ancora dolore al viso, in fronte a un bel bernocolo le fa male una mano, ma non intende mollare, come gli altri cittadini non distratti che da anni si battono contro un fenomeno, quello dei borseggiatori, che nonostante gli sforzi rimane sempre grave. Noi cittadini non distratti, allora oltre ad aver subito parecchie aggressioni, noi continueremo in questa, cioè noi vogliamo il cambio delle leggi, vogliamo la certezza della pena, anche perché c'è da dire una cosa, e se fosse capitato a una persona borseggiata, magari una persona anziana, avrebbero usato, io credo che avrebbero usato, visto che si portano dietro lo spray peperoncino, a questo punto lo avrebbero usato e quindi sta veramente diventando sempre più grave la situazione, bisogna intervenire al più presto. Ed è previsto domani l'addio a Giada Zanola. Giada Zanola tornerà a Brescia per l'ultimo saluto. I funerali della 33enne, gettata dal cavalcavia di Vigonza dal compagno Andrea Favero, saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Silvestro a Folzano, quartiere di Brescia, dove vivono il papagino e i 2 fratelli Federica e Daniel. La cerimonia si terrà nel più stretto riservo. I familiari infatti non hanno autorizzato l'ingresso delle telecamere in chiesa. Anche durante la fiaccolata a Vigonza per Giada, papà e i fratelli hanno evitato di rilasciare dichiarazioni e sono stati protetti dal sindaco Gianmaria Boscaro da telecamere flash. Alle esequie della giovane mamma potrebbero partecipare i genitori del compagno Andrea Favero, che si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Ieri Claudio, il padre del 38enne, durante il sopralluogo della polizia ha detto che vorrebbe partecipare. Penso di sì, adesso valuteremo.
A Vigonza domani, in occasione dei funerali a Brescia, ci sarà lutto cittadino. Con un'ordinanza il sindaco Boscaro ha disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici comunali. La cittadinanza, le istituzioni e i titolari di attività commerciali potranno abbassare le serrande o partecipare al lutto nelle forme che riterranno opportune. Ieri, durante il sopralluogo nella casa di Via Prati a Vigonza, la scientifica e la squadra mobile hanno sequestrato PC portatili e molti reperti prelevati anche dall'auto della coppia. Madre e figlio sono stati arrestati dai carabinieri di Milano con l'accusa di furto ad anziani. Sono accusati di aver rubato 600 euro ad una novantenne di Mestre e di aver tentato un altro furto nell'abitazione di una 89enne di Milano. In manette per furto aggravato, consumato e tentato sono finiti madre e figlio di 58 e 23 anni. La tecnica era sempre la stessa. La donna arrivava negli appartamenti delle anziane vittime presentandosi come un medico incaricato di accertarne le condizioni di salute, ma con il fine di rubare denaro o altri beni preziosi, mentre il figlio l'attendeva all'esterno a bordo di un'auto pronta per la fuga. La tempestiva segnalazione dei 2 episodi avvenuti la mattina del 30 maggio ha permesso ad una pattuglia dei carabinieri di Milano di intercettare l'auto con a bordo madre e figlio e di bloccarla all'altezza della tangenziale di Mestre. Dalla perquisizione della macchina sono stati rinvenuti 2.000 euro, presumibile provento di furto e quindi posti sotto sequestro. Madre e figlio invece sono stati rispettivamente rinchiusi al carcere della Giudecca e di Santa Maria Maggiore a Venezia. Sono stati disposti 29 provvedimenti di Daspo per i tifosi di Venezia e Bari coinvolti negli scontri prima della partita del 10 marzo al Penzo. Il questore di Venezia ha adottato 29 provvedimenti di Daspo nei confronti di esponenti delle tifoserie di Venezia e Bari coinvolte prima dell'incontro di calcio avvenuto domenica 10 marzo allo Stadio Penzo. L'episodio ha avuto luogo poco prima dell'inizio della partita, quando un gruppo di veneziani ha provocato gli ultras del Bari con insulti e lanci di fumogeni. Gli ultras baresi hanno reagito cercando di oltrepassare lo sbarramento delle forze dell'ordine. Durante gli scontri, 5 operatori del reparto mobile di Padova, 2 carabinieri del battaglione di Mestre e un vigile del fuoco sono rimasti feriti. Inizialmente sono stati adottati 18 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, identificando e denunciando esponenti di entrambe le tifoserie. Alcuni di questi provvedimenti includono prescrizioni aggiuntive, come l'obbligo di presentarsi presso le forze dell'ordine prima e dopo ogni incontro agonistico. La durata del divieto di accesso agli stadi è stata calibrata in base alla gravità delle condotte durante gli scontri e ai precedenti di polizia. Successivamente, altri 11 provvedimenti di Daspo sono stati adottati a seguito di ulteriori indagini, coinvolgendo tifosi veneziani e baresi. Un manuale di autodifesa per evitare gli abusi degli affitti turistici a Venezia a servizio di Filippo Fois. Forse almeno una volta gli appassionati di Venezia dovrebbero provare a partecipare ad una delle passeggiate organizzate dai volontari di Ocio, l'osservatorio civico sulla casa e la residenzialità. Più sincero dei tour che promettono la scoperta della vera Venezia, i volontari di Ocio fanno conoscere effettivamente cosa sia oggi questa città. In 10 anni le 1992 affittanze turistiche del 2012 sono quasi quadruplicate. Nel 2022 erano diventate 7.628, perlomeno quelle dichiarate. In tutto il comune ci sono almeno 80.000 posti letto turistici. Oggi la passeggiata è nel sestiere di San Marco, dove per 3.332 residenti dormono 11.638 turisti. Un intero palazzo di appartamenti delle Generali è stato trasformato in locazioni turistiche. Un intero palazzo che era della Banca Italia è stato trasformato in locazioni turistiche. Un palazzo che doveva essere in bacino Orsello, che doveva diventare, sì, che era direzionale, è in via di trasformazione in locazione turistica. Negli ultimi anni si è assistito anche ad alcuni tentativi di modifica eufemistica del vocabolario italiano. Venezia non è più una città ma un centro storico. Le locazioni turistiche sono affitti temporanei e i turisti sono diventati veneziani di passaggio. Nonostante l'Italia sia tra i paesi che non hanno normato il settore, anche le locazioni turistiche hanno comunque dei limiti, a partire da quelli imposti nel 2019 dall'entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio di Venezia.
partire da questa data, per esempio, c'è l'obbligo delle fosse settiche per le locazioni turistiche, oppure ci sono una serie di obblighi che riguardano la comunicazione, quindi bisogna essere presenti nella banca dati, e degli altri obblighi che riguardano invece questioni di sicurezza. Per esempio, pochi lo sanno, ma il self check-in, in cui il gestore o il proprietario della locazione turistica non va a verificare l'effettiva identità di chi entra nella casa, di fatto è un reato penale, perché la legge è abbastanza chiara, bisogna verificare l'identità degli ospiti in persona. Tutte queste informazioni sono contenute in un manuale di autodifesa dall'assedio turistico. Sebbene i pochi strumenti normativi esistenti non regolamentino il fenomeno, dicono a Ocio, almeno permettono di evitare abusi e soprusi. Degrado e insicurezza la situazione delle case ATER a Campalto. Da 45 anni che non si fa lavoro di manutenzione, sta crollando il quartiere e trovo veramente indignoso vivere in queste condizioni. Io mi vergogno di abitare qua. Nel quartiere di Campalto sorge un complesso di appartamenti, sono le case ATER di via Bagaron. Edificato nel 1975, questo alveare di abitazioni ha visto il passare degli anni e il degrado accumularsi, lasciando i residenti in una situazione insostenibile. Da oltre un decennio le terrazze degli alloggi sono in questo stato, con le armature a vista. Il pericolo caduta è costante, ma nessuno interviene, ci dicono i residenti. Questo luogo lo avevamo visitato nel 2020 e ad oggi nulla è cambiato, ci riferisce una nostra telespettatrice, Ivana Morosini. La situazione adesso è peggiorata. Il 90%? Il 90% è peggiorata, il doppio. Perché più di qualche volta le persone sono andate a pronto soccorso per di pezzi che cadono di intonico anche sotto i portici. Io devo fare un giro enorme per andare fuori perché ho paura che crolla. L'85enne, dopo aver lanciato l'allarme nel 2020, ha visitato gli uffici, ha cercato di far sentire la sua voce, ma il degrado persiste. In alcuni casi è aumentato. Sotto un condominio il soffitto ha creato una pancia dove esce acqua. In un tetto, in un altro condominio, c'è un comignolo pericolante. Tutto tace proprio. Nessuna risposta. Si danno la colpa l'uno con l'altro, deve fare l'amministratore dice che deve avere il consenso dell'ATER, poi due anni fa c'erano i soldi della legge, quelli di mettere a posto gli appartamenti, e poi la legge sono spariti. La vicenda di via Bagarone è un grido d'allarme, è il racconto di un abbandono sistematico di inquilini che lottano per la propria sicurezza e dignità, a cominciare dalla signora Morosini. Ho 85 anni, io voglio che le cose cambiano anche per chi restano qui, che sono giovani, di fare un ambiente molto bello, un ambiente che vale la pena di quando si vede guarda che bei case che ci sono, non questa tristezza. Domando per piacere che facciano qualcosa, io domando veramente per piacere, perché non è permesso che aspettano che casca il morto, perché potrebbe succedere delle disgrazie. D'intesa con l'amministrazione comunale, il Dipartimento di Prevenzione del LULS 3 ha previsto la disinfestazione di un'area del Lido di Venezia a seguito di un caso di dengue registrato sul territorio. Il paziente positivo, ora ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale civile di Venezia, è un turista sudamericano. La disinfestazione viene attuata in via precauzionale. E a Venezia è lutto per la morte all'età di 66 anni di Don Antonio Biancotto, parroco in diverse parrocchie della città e si è dedicato agli emarginati, svolgendo tra l'altro il compito di cappellano del carcere di Santa Maria Maggiore e della Giudecca. Lo scorso 28 aprile aveva accolto nel carcere della Giudecca la visita di Papa Francesco. I funerali saranno celebrati lunedì alle 11 nella chiesa di San Silvestro, presieduti dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. La politica, ora a pochi giorni dal voto, Antonio Losetti presenta la sua candidatura a sindaco di Scorzè. Noi l'abbiamo definito un programma aperto, proprio per far sì che tutti i cittadini contribuiscono a realizzare
quel programma o a modificarlo. C'è il cittadino, la partecipazione del cittadino alla vita del suo comune, al centro del programma elettorale di Antonio Losetti, candidato sindaco a Scorzè, sostenuto dalla lista civica Noi Cittadini e dal Partito Democratico, ma anche da partiti e movimenti che non saranno nella scheda elettorale. Si sono aggiunti prima Azione, poi si è aggiunto il Movimento 5 Stelle e adesso si è aggiunta anche Italia Viva, perché con loro abbiamo discusso e abbiamo trovato omogeneità. Losetti ha una lunga storia di impegno civico e sindacale, esperto di politiche energetiche, fondatore della Proloco di Scorzè e del calcio Scorzè Peseggia, e vede oggi una città in difficoltà. A Scorzè non si è fatto più niente, si è continuato a consumare suolo, a invadere il terreno agricolo senza nessun rispetto. Noi vogliamo viceversa partire dal PAT. Il nostro territorio, il nostro sviluppo all'interno di questi territori deve essere sostenibile. Proprio per questo, secondo Losetti, il comune di Scorzè deve ripartire dai suoi cittadini e dalla loro qualità della vita. Se noi non miglioriamo il vivere in questo comune, Scorzè diventerà sempre più un dormitorio, diventeremo sempre più la periferia di Mestre, la periferia di Venezia. Bisogna far rivivere le piazze e far rivivere questo comune. Andiamo a Bibbione, che si prepara ad accogliere le penne nere per il raduno triveneto degli alpini. Dal 14 al 16 giugno la città di Bibbione si trasformerà nel punto di ritrovo per gli alpini del Triveneto, ospitando il raduno annuale Dalle Alpi a quota zero. Organizzato dalla sezione ANA di Venezia e proposto dal gruppo Alpini San Michele al Tagliamento, l'evento promette di essere un fine settimana indimenticabile, ricco di iniziative culturali e momenti di condivisione. Il raduno prenderà il via venerdì 14 giugno con la staffetta Discesa del Tagliamento, che vedrà gli alpini percorrere il fiume dal passo della Mauria fino a Bibbione. La giornata si concluderà con l'apertura delle mostre dedicate alla storia e alle imprese degli alpini a partire dalle 17. Sabato 15 giugno il piazzale Zenit accoglierà l'arrivo della staffetta alle 17:40, seguito dall'emozionante cerimonia dell'alzabandiera alle 18, con la presenza dell'Abaro Nazionale e l'accompagnamento dei cori e delle fanfare. Si esibiranno 6 cori. 3 cori in piazza Treviso sono il coro Croda Rossa di Milano, il coro Cime d'Auta di Roncade, il coro ANA di Vittorio Veneto. Qui ci sarà il coro della sezione di Udine, il coro della sezione del gruppo ANA di Preganziol e il coro della sezione di Conegliano, quindi cori ben sperimentati. Sono 3 cori da una parte, 3 cori dall'altra e poi faremo baraonda. L'emozione delle penne nere per questo raduno è tanta. Moltissima emozione, anche perché è l'unica occasione che abbiamo di trovarci tutti assieme, quindi è chiaro che quando ci troviamo magari dopo un anno o troviamo anche altre persone che sono anni che non ci si trova, l'emozione si fa viva nel cuore, nell'anima. Celebrazioni per i 210 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri nel chiostro del monastero di San Zaccaria, sede del Comando Provinciale di Venezia. Il generale Conforti ha parlato anche del ruolo dell'Arma a favore della protezione ambientale e della biodiversità e ha sottolineato l'impegno contro le truffe agli anziani. Nell'ambito appunto dell'impegno anche contro la violenza sulle donne, in collaborazione con l'associazione Sor Optimis sono state aperte 2 nuove stanze di ascolto a San Michele del Tagliamento, Chioggia Sottomarina. Con queste nuove aperture si raggiunge un totale di 6 stanze di ascolto nella provincia. E per questa edizione del telegiornale è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci.